A 2 anni dall'inizio dell'inchiesta su Casa Zero, la Procura ha chiuso le indagini. Sono 8 le persone indagate a vario titolo, contestata l'accusa che va dall'associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato per i vertici, fino alla recitazione di diversi illeciti amministrativi a carico delle società del gruppo. Lo scandalo del superbonus al 110% ammonterebbe a circa 50 milioni di euro in crediti fiscali. Quasi 1000 clienti truffati. Gli indagati hanno 20 giorni ora per farsi sentire dal pubblico ministero Massimo De Bortoli, poi probabilmente ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo le indagini degli inquirenti, i clienti sottoscrivevano i contratti di appalto per interventi edilizi ed opere, per le quali erano previste le agevolazioni del superbonus 110%. Gli indagati incassavano i crediti fiscali, ma le opere poi non venivano eseguite affatto o venivano realizzate solo in parte. Poi, secondo l'accusa, avrebbero emesso anche numerose fatture che, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto nella realtà, documentavano l'esecuzione dei lavori. Si sarebbero insomma procurati profitti legittimi ottenuti attraverso le varie società del gruppo di poco più di 49 milioni di euro, conseguenti all'aver incamerato dei crediti d'imposta fittizi. Sono circa 1000 le persone cadute nella trappola.